Eder. Mac. Pallister. Ancora un nulla di fatto per lui da Silva. Il Tribunale del riesame di Bologna ha rigettato l'ennesimo tentativo della difesa di ottenere la scarcerazione del 35enne senegalese, detenuto dal 16 luglio 2024, con l'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli. L'anziana colpita con 29 coltellate nella notte tra il 3 e il 4 ottobre 2023 nel garage del complesso residenziale di Via del Ciclamino a Rimini. Il nuovo no è arrivato a seguito dell'udienza tenutasi il 22 maggio 2025 relativa all'ultima impugnazione presentata contro l'ordinanza firmata dal GIP Vinicio Cantarini che aveva respinto la richiesta di revoca della misura cautelare. Tuttavia, il Tribunale bolognese non è entrato nel merito, dichiarando improcedibile il ricorso. A comunicarlo sono stati i legali di Da Silva, gli avvocati Riario Fabbri e Andrea Guidi, che hanno chiarito come la decisione sia verosimilmente motivata dal fatto che l'appello trattava temi già esaminati in precedenza. Si presume che il Tribunale abbia ritenuto che l'appello avesse ad oggetto i medesimi temi già trattati avanti al riesame, ha spiegato Fabbri. Non appena verranno depositate le motivazioni, presenteremo ricorso in Cassazione contro il provvedimento oggi notificato. Quello del 22 maggio è solo l'ultimo capitolo di un lungo contenzioso legale attorno alla custodia cautelare del principale indagato. I legali si riferiscono infatti anche all'udienza del 17 aprile 2025, fissata in seguito all'annullamento con rinvio deciso dalla Corte di Cassazione lo scorso gennaio. In quell'occasione, la Suprema Corte aveva evidenziato una carenza di motivazione nella prima ordinanza emessa dal GIP Cantarini, aprendo di fatto uno spiraglio per un nuovo esame da parte del riesame. Ad oggi, quindi, sono ben 3 i pronunciamenti sfavorevoli nei confronti di Da Silva da parte del Tribunale del riesame, mentre sul fronte della Cassazione si profilano 2 distinti ricorsi. Il primo, annunciato già da tempo, riguarda la seconda decisione del riesame, mentre il secondo, comunicato oggi, sarà depositato non appena verranno rese note le motivazioni della nuova decisione di improcedibilità. Le tempistiche, spiegano i legali, dipenderanno proprio dalla rapidità con cui il collegio bolognese procederà al deposito delle motivazioni. L'ipotesi al momento più concreta è che entro il mese di settembre 2025 si arrivi a una terza pronuncia definitiva in ambito cautelare. Nel frattempo, il processo a carico di Da Silva, la cui apertura davanti alla Corte d'Assise di Rimini è attesa a breve, potrebbe essere già in corso, con l'imputato sempre detenuto in carcere. Amici, buonasera. 27 maggio 2025, giallo Liliana Resinovic. Sebastiano Visentin, ormai notizia nota, è indagato e su di lui grava un terribile impianto accusatorio. Difatti gli inquirenti hanno elaborato e impostato una teoria del crimine che descrive tempi esecutivi, atti di modus operandi prima, durante e dopo il crimine, atti di depistaggio, movente e motivazioni, tecnica crimine esecutiva, modalità omicidiarie ed elementi a riscontro contro di lui, proprio per avvalorare il loro impianto accusatorio. Però sinceramente questa teoria del crimine e questi elementi a supporto della stessa teoria non mi sembrano assolutamente quadrare. Ho paura che ci troviamo di fronte al solito paradigma accusatorio all'italiana, dove regnano le contraddizioni, l'illogicità, dove ognuno dice tutto e contrario di tutto e dove si va a volte un pochino alla giornata. Questo però a prescindere se Sebastiano sia colpevole o innocente, e ben so che almeno il 70% dell'opinione pubblica italiana lo considera colpevole, sia perché è troppo vago e sospetto, i suoi atteggiamenti e le sue risposte sono strane e evasive, e sia perché la logica porta a lui, e anche perché la letteratura gialla, criminologica, dice che quando scompare la moglie, quando viene uccisa la moglie, si deve sospettare sempre del marito. Questo è il punto iniziale. Oggi desidero soltanto ribadire che ritengo, assieme al pool del Cesclin, che Liliana Resinovic è morta non oltre 2 giorni dal rinvenimento del suo cadavere, quindi dopo il 3 gennaio 2022,
e no il 14 dicembre 2021, quindi 3 settimane prima, il giorno della scomparsa, bensì, ripeto, è morta 3 settimane dopo la scomparsa. Questo pone ovviamente problemi investigativi fortissimi e complessi, ma i casi criminali devono essere analizzati con freddezza. Ricordo sempre la frase giapponese Mizu no kokoro, tsuki no kokoro, la mente come l'acqua, la mente come la luna, così deve essere la mente dell'investigatore criminale che indaga, e poi i casi criminali devono essere districati con abilità ed acumen, come ha insegnato Edgar Allan Poe. Noi non siamo d'accordo con la professoressa Cattaneo che la morte di Liliana Resinovic sia da collocarsi in via di elevatissima probabilità nella mattinata del 14 dicembre 2021. No, assolutamente no. Nemmeno siamo d'accordo che il corpo di Liliana sia rimasto nella zona del rinvenimento dal 14 dicembre a seguire, e quanto asserito dalla Cattaneo trova conferma a suo dire, ma noi non siamo d'accordo, nelle evidenze ambientali, naturalistiche, anatomopatologiche e medico-legali. Assolutamente no, siamo proprio di parere opposto. Siamo d'accordo però che non esistono elementi anche lontanamente suggestivi del fatto che il corpo di Liliana possa essere sottoposto a procedura di congelamento. Lo dicono le due relazioni tecniche necroscopiche e lo dice anche la Cattaneo. Non ci stanno assolutamente segni di vacuolizzazione. Spieghiamo ora i 5 motivi per cui riteniamo che Liliana sia morta il 3 gennaio 2022 e non 3 settimane prima, come avventatamente, a mio avviso, detto dalla professoressa Cattaneo. Non si offenda che dico avventatamente, perché anche la stessa, quando c'è stato il processo per Giallo Diaci, omicidio Serena Mollicone, disse che il sottoscritto, il dottor Dei Compagni ed altri avevamo prodotto delle conclusioni avventate, fermo restando che poi le sentenze hanno dato ragione a noi e non a lei e al suo centro. Andiamo avanti. Il primo motivo è molto forte. L'attacco dei reni dimostra chiaramente che il rene era soltanto debolmente compromesso da ipoperfusione e che le strutture midollari del rene erano ancora visibili perfettamente, quindi la morte è stata al massimo la sera prima o il giorno prima. L'ipoperfusione renale si riferisce a un insufficiente afflusso di sangue sui reni, ovvero una diminuzione del flusso sanguigno che fornisce ossigeno e nutrienti ai tessuti renali. Controllare l'attacco dei reni e così la finiamo una volta per tutte. Ripeto, controlliamo l'attacco dei reni e così la smettiamo una volta per tutte di dire che la morte c'è stata il 14 o il 15 dicembre. Secondo motivo, la rigidità cadaverica al momento dell'intervento del medico legale, era il pomeriggio del 5 giugno 2022, era in atto in ogni segmento, salvo che per il rachide cervicale, che risultava abbastanza mobile. Quindi la morte è dal 3 gennaio a seguire, non 3 settimane prima. E in tal senso depongono anche l'assenza di gas putrefattivi, per esempio addominali o muscolari o polmonari. Abbiamo l'encefalo conservato e bulbi oculari non ipotonici. E poi sappiamo che, da quello che abbiamo letto, che non vi erano apprezzabili odori putrefattivi. Secondo motivo. Terzo motivo. A ciò aggiungiamo sia l'assenza di evidente fauna cadaverica tipo insetti e anche l'azione di animali randagi, e tutto questo deve essere unito allo stato dei sacchi di nylon, quei 2 sacchi neri che avvolgevano il corpo di Liliana, lo stato dei vestiti e lo stato del corpo e ripeto della non aggressione da parte di fauna selvatica
e dobbiamo anche considerare che vi era stata molta pioggia in quei giorni, pioggia superiore alla media stagionale, venti, e che se ci fossero stati questi agenti atmosferici sicuramente sarebbe lo stato dei due sacchi che erano attorno a Liliana Resinovic sarebbero differenti. Ricordiamo che i sacchi non erano fissati con nulla. Quarto motivo, l'otto-idrossichinolina, trovata nel sangue di Liliana. Questa sostanza è contenuta nei comuni detergenti, in alcune pomate antiustione, in alcuni antimicotici che si usano in botanica, ma è contenuta anche nell'acqua ossigenata e nelle creme depilatorie. È una sostanza che si assorbe bene, ma dura al massimo 2 giorni, quindi poiché è stata trovata nel sangue di Liliana, durando al massimo 2 giorni, è morta dal 3 gennaio a seguire. Quindi attenzione agli errori di presupposto. Oggi ho parlato soltanto dei motivi che inducono a ritenere che Liliana sia morta attorno al 3 gennaio e non 3 settimane prima. Io voglio sperare che non sia Sebastiano l'autore del fatto, lui lo sa chi è, o se no avrà avuto una mano da più di uno. La mia idea è che Sebastiano è attorniato da un gruppo di persone che hanno fatto tutto per lui o che le hanno dato una mano in qualche maniera, perché da sola una persona non fa quel lavoro là, neanche se maciste. Lui conosceva un sacco di gente, averlo aiutato chiunque, anche il pezzente che passa per strada, se tu gli prometti 1.000 euro, 2.000 euro, trovi persone che meglio non parlare, dai, su. Parte l'incidente probatorio e tu sarai ascoltato. E dirò le cose che vi avete sentito adesso. Io voglio sperare di essere solo e lui che sia solo, per dire più liberamente le cose che penso. Vuoi forse dire che essere al cospetto della bellezza di Sebastiano potrebbe in qualche modo bloccarti? Ma in qualche maniera c'è sempre un moto di freno. A me mi puzza tanto. Uno non può soffocare, prima pestare e dopo soffocare una donna, e sotto gli occhi dei passanti non è escluso che tutto questo sia stato preparato, premeditato. Compreso una persona che faccia da sosia e che scimmiotti Liliana che scende via Damiano Chiesa. Sono troppe lacune qua. E potrebbe non essere mai uscita da casa, per esempio, viva. Chiaramente, se dobbiamo fare ipotesi basate sul nulla, io opterei per il sequestro ad opera di un marziano che si era materializzato proprio quella mattina in via Damiano Chiesa. Impossibilitata a chiamare, perché sennò mi avrebbe chiamato. Prigioniera, in parole povere. Ma li conosceva se le ha aperto la porta, è chiaro, Cioè, Liliana non era una persona idiota, si fidava di tutti probabilmente anche di chi l'ha uccisa. Ma tutto potrebbe essere, cioè io spero per lui che non sia stato lui semplicemente, ma d'accordo con Sergio, il fratello di Liliana, noi siamo convintissimi che da subito lui sa esattamente tutto quello che è successo a Liliana, tutto. Per cui, non so se è stato lui, non ero là io, ma insomma non è escluso che... Cioè io mi faccio le mie congetture come tutti, qualche volta le butto fuori perché sono anche stufo. Una persona da sola, eravamo lì stamattina, è quasi impossibile che possa trasportare un corpo fino là, uno, anche se è perfino più piccolo di Liliana, dico io. Cioè è un affare non da poco, da persone robuste. Poi il sentiero, per chi c'era, io ripeto, c'ero anche stamattina, presenta sul suo tracciato non meno di una decina di buche che sono mascherate da erbe, fogliame, frascame, eccetera, nelle quali buche, se uno mette il piede, si rompe un maleolo o si sloga una caviglia. A me è successo un paio di volte. Non mi sono rotto niente, per fortuna, perché considero di avere abbastanza fuori norma le mie caviglie, tendini, eccetera. Ma una persona normale che mette il piede là dentro... Quindi si rompe qualcosa. Sebastiano ormai sapeva tutto del tuo rapporto con Liliana. Ma io sono convinto di sì. In qualche maniera, intanto è stato ferito, o sarebbe stato ferito nella sua condizione di uomo, di coniuge, che una moglie lo lascia per una persona 10 anni più ricca di lui. Per capirci, non sarebbe stato un trofeo, per capirci.
ma anche la questione, giustamente anche la questione economica, perché no, insomma, Sebastiano ha sempre avuto una barca di soldi liquidi in casa, stranamente, affilando coltelli, ma con la sua pensione non poteva spenderli semplicemente, altrimenti l'Agenzia delle Entrate, che già è in credito nei suoi confronti di chissà quanto non si sa, gli sarebbe balzata addosso. Insomma, lui non credo che senza Lilli che firmava, quantomeno coperta dai soldi di Liliana. Io non voglio discutere che Liliana gli ha messo là i soldi. Liliana ha firmato la possibilità che lui possa spendere i suoi, secondo me, perché non è banale ma logico. Lui non aveva la possibilità di poter andare in qualsiasi posto a firmare un assegno di 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 euro che li spendeva in moto, in biciclette, giravano. Insomma, due pensionati che portano a casa in tutto, diciamo a occhio, 2.000 euro. Lui non ha cercato per niente Liliana, probabilmente perché sapeva, come io ho già confermato e affermato, che tutto quello che le era successo. Lui non ha mosso un dito per cercarla, come tua moglie è scomparsa da ieri e tu te ne freghi altamente. Il cognato gli ha detto andiamo a cercarla, faremo. Cioè non ha mosso un dito per andare a cercare sua moglie scomparsa ieri, punto. Lasciamo perdere qui questo argomento. Io ho saputo oggi, ma è una notizia così, che l'incidente probatorio potrebbe essere il 23 giugno. Nel tardo pomeriggio di martedì 27 maggio 2025, un efferato omicidio ha scosso la comunità di Cetraro, in provincia di Cosenza. La vittima è Pino Corallo, un meccanico di 59 anni con precedenti penali, recentemente tornato in libertà dopo aver scontato una condanna agli arresti domiciliari. Dettagli dell'omicidio. L'agguato è avvenuto intorno alle 18 lungo la strada statale 18, nei pressi di un'officina meccanica che Corallo frequentava abitualmente e situata a breve distanza dalla sua abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, un sicario ha esploso 6 colpi di pistola, colpendo mortalmente Corallo davanti all'ingresso dell'officina. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Cetraro, della compagnia di Paola e del nucleo investigativo di Cosenza. Presente anche il pubblico ministero di turno, mentre si attende l'arrivo del medico legale per l'esame autoptico. Il passato giudiziario di Corallo. Nel 2018 Corallo era stato arrestato nei pressi di Palmi mentre trasportava 1 chilo di cocaina. Per questo reato aveva scontato una pena agli arresti domiciliari, terminata pochi giorni prima dell'omicidio. Nonostante i precedenti, non risultava affiliato a organizzazioni criminali note. Recentemente, il tribunale aveva disposto il sequestro di un garage di sua proprietà, utilizzato come deposito di gomme. Indagini in corso. Le forze dell'ordine stanno conducendo indagini approfondite per determinare il movente dell'omicidio e identificare i responsabili. Al momento non sono stati effettuati arresti e gli inquirenti stanno esaminando le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona e ascoltando eventuali testimoni presenti al momento dell'agguato. La comunità di Cetraro è profondamente scossa da questo ennesimo episodio di violenza che riporta alla memoria altri tragici eventi legati alla criminalità nella regione. Le autorità locali e le forze dell'ordine stanno intensificando gli sforzi per garantire la sicurezza e la legalità nel territorio. Un tragico episodio di cronaca ha scosso la comunità di Tor San Lorenzo, frazione del comune di Ardea sul litorale sud di Roma. Nella tarda mattinata di martedì 27 maggio 2025, Mia Nahid, 35 anni, di origine bengalese, è stato brutalmente ucciso durante una rapina presso il distributore di carburanti Toil, situato in via delle Pinete. La dinamica dell'aggressione. Intorno alle 12, un individuo a bordo di una moto si è avvicinato al gabbiotto del distributore dove Nahid stava lavorando. Secondo le prime ricostruzioni, il rapinatore ha tentato di sottrarre l'incasso. Di fronte alla possibile reazione del benzinaio, l'aggressore ha estratto un coltello colpendolo al torace con un unico fendente letale. Dopo aver preso il portafoglio della vittima, contenente presumibilmente l'incasso della giornata, il malvivente è fuggito in sella alla moto. I soccorsi e il decesso. I soccorsi sono stati immediati.
Gli operatori del 118 hanno tentato disperatamente di salvare la vita di Nahid, prolungando le manovre di rianimazione per oltre un'ora. Un'eliambulanza era stata allertata per un eventuale trasporto d'urgenza, ma purtroppo il 35enne è deceduto sul posto a causa della gravità della ferita. La vittima. Una vita dedicata alla famiglia e al lavoro. Maya Nahid era molto conosciuto e apprezzato nella comunità locale. Trasferitosi ad Ardea circa 4 anni fa, aveva precedentemente lavorato come cameriere a Roma, nella zona di Concadoro, e successivamente in un'altra stazione di servizio a Viale Marconi. Era sposato con Rita Raman Bristi e padre di 2 bambini piccoli, di 1 e 5 anni. I residenti lo descrivono come una persona gentile, sempre sorridente e disponibile. La sua tragica scomparsa ha lasciato un profondo vuoto nella comunità. Le indagini in corso, le forze dell'ordine coordinate dalla Procura della Repubblica di Velletri hanno avviato immediatamente le indagini. I carabinieri della compagnia di Anzio e del nucleo investigativo di Frascati stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza che avrebbero ripreso l'intera sequenza dell'aggressione e la fuga del killer. Inizialmente si era ipotizzato il coinvolgimento di 2 persone, ma le ultime informazioni suggeriscono che l'aggressore fosse solo. Sono stati istituiti posti di blocco in tutta l'area per cercare di intercettare il responsabile. Le autorità stanno anche esaminando eventuali collegamenti con altri episodi criminali avvenuti recentemente nella zona. Il cordoglio della comunità. La notizia dell'omicidio ha suscitato profondo sconcerto e dolore tra i residenti di Tor San Lorenzo. Numerosi cittadini si sono radunati presso il distributore per rendere omaggio a Nahid, lasciando fiori e messaggi di cordoglio. La comunità si è stretta attorno alla famiglia della vittima, esprimendo solidarietà e chiedendo giustizia per questo atroce delitto. Le indagini proseguono, con l'obiettivo di individuare e assicurare alla giustizia il responsabile di questo efferato crimine. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare le forze dell'ordine. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.